Ci siamo?
striscia positiva dopo la vittoria contro il Cosmos e i Pupi. Arzignano invece viene da 3 vittorie di fila contro il Marca Fuzza, il Battaglia e il Miti Vicinalis. È una sfida complicata per i nostri ragazzi oggi. I tifosi dell'Arzignano arrivati in massa oggi al Palastadio, non meno presenti, i tifosi giallo-blu. Arzignano che si presenta con il numero 2 Marzotto, 5 Tomiaschi, 7 Matteus, 9 Nana Cosby, 10 Zuccon, 12 Granella, 14 Iabre, 15 Pesa Castrati, 19 Riva, 21 Mangit, 22 De Cristoforo, 32 Forchesato, Andrea Di Conegliano con Andrea Di Piccoli 5, Lorenzo Martì 6, Lorenzo Favaro 8, Sadat Ziberi 10, Ayub Carbut 11, Federico Pinato 13, Estevao Ghero 14, Vittorio Vezzi 19, Alexander Pavlicca 21, Giovanni Spoglia 22, Alain Tosin 23 e Cesare Zanata 30. Qui con voi Andrea Madaro e Alessio Morettin. Partita tra la terza in classifica, l'Atletico Conegliano, e la seconda, l'Arzignano C5. Una squadra che non è di fatto abituata a giocare questi campi, una squadra con una storia nel futsal non indifferente, la prima società in Veneto, pubblicata a livello nazionale. Che partita ci aspetta oggi? Una partita molto tirata sicuramente, dove avere la meglio secondo me saranno le due difese, perché si incontrano la miglior difesa del campionato. Tanto minuto di silenzio. Andiamo al discorso che avevamo iniziato prima. L'Arzignano è la miglior difesa con 15 gol subiti contro la terza miglior difesa del Conegliano, quindi due squadre che fanno della fase difensiva loro forte. Intanto a te per ricette dei allenatori. Mister Luciano dell'Arzignano si presenta schierando da titolare il numero 15 Castrati, alla sua sinistra Zuccon, alla destra Matteus, a centrale Iabre con in porta Marzotto. Dirigono la gara il direttore di gara Fiera di Treviso, Di Bono di Trapani e dal Col di Belluno. Tutto pronto con Castrati sul pallone. Scelte un po' forzate invece quelle di mister Brusaferri, che ha un po' di indisponibilità con Imamovic e Gheno. Convocati oggi per la partita due giovanisti come Alain Tosin del Conegliano 2010 e Nana Cosby 2009 per l'Arzignano. Tanto qui Castrati prova a girarsi su Favaro, interviene Favaro ed è rimessa laterale, partito forte, subito aggressivo Arzignano. E sappiamo come sia appunto questa forza offensiva dell'Arzignano, il loro punto, il punto su cui hanno costruito questo secondo posto, con una sconfitta che manca dalla prima gara contro il Montello, dopo 7 vittorie, 7 partite e 7 risultati utili consecutivi. Adesso Zuccon è lui l'uomo più invocato dell'Arzignano, capocannoniere della squadra biancorossa. Ci sarà anche una sfida tra numeri 10 oggi, quella tra Ziberi e Zuccon. Vediamo chi l'avrà vinta. Diabli lascia scorrere per Marzotto. C'era dubbio in porta tra Marzotto e Gonella. Scelto alla fine il numero 2, classe 95. Ha puntato più sull'esperienza mister Sebastiano per questa scelta, in questa partita così fondamentale. Adesso Zuccon, di nuovo Marzotto,
scende a recuperare il pallone Matteus che punta dei piccoli, gli apre, attenzione Castrati, la lascia scorrere dei piccoli, rimessa laterale per il Conegliano, non è passato un minuto di gara. Un minuto tutto te Marzignano con il Conegliano di mister Brusaferri che non riesce a uscire dalla propria metà campo. Grande assenza quella di Imamovic, unica punta oggi Finato, con pronto per entrare Martin a fare il cosiddetto 2-2. Come abbiamo visto contro i Pupi, il Conegliano deve fare attenzione a queste iniziative dalla difesa, perché una volta persa palla il fronte rimane sguarnito. Adesso punta Matteus, scaltrissimo qua il numero 5, fa rimbalzare il pallone sulla gamba di Matteus. Adesso Ziberi di impostare, manca il suo partner in time Imamovic, vediamo se Ziberi riuscirà anche da solo oggi. Favaro cambia lo schema, l'alza per Ziberi, interviene Castrati, Finato si gira, carattere di Marzotto, pallone semplice per il numero 2, Zuccon, gli apre, sono invertiti lui e Zuccon, Castrati, Zuccon, lo stesso palla, veloce e rapido per Arzignano per trovare l'imbucata, Zuccon, Sponga non riesce ad evitare il calcio d'angolo, sarà calcio d'angolo per Arzignano, va la battuta al Matteus. Solo Arzignano in questi primi minuti, molta fatica per i Conegliani invece. Finato, per gestire un pallone difficile, lo scarica su Favaro, Ziberi, Favaro, questa rimessa laterale sul ritorno di Zuccon, dei piccoli alla battuta. Favaro, Ziberi, prova la punta, pallone che esce fuori, difficile inserire Marzotto in quella posizione. Ha trovato il nostro numero 10. Prova ad accendersi Ziberi con un tiro da lontanissimo che Marzotto ha controllato solo con lo sguardo. Zuccon, imbucata per Matteus, esce Sponga. Subito chiamato in casa il numero 22. I piccoli, prova a lanciare il contropiede. Bravo! Interviene prima Matteus e poi apre. Adesso con Matteus ha un po' di spazio. Rientra con la sola Matteus! Pallone che finisce il fuoco alato. Adesso Ziberi si accende la partita. I piccoli. Ziberi. Prima vera grande occasione per l'Arzignano, costruita perfettamente dai ragazzi di mister Luciano, con il Conegliano che deve stare molto attento a questi duetti 1-2 molto veloci. Finato, prova a puntare gli apre, Finato va sul mancino, pallone in mezzo, interviene Marzotto, adesso Ziberi, sale in pressing, Zuccon, e recupera il pallone nella sfida tra il numero 10, Matteus, gli apre, Castrati, è entrato Tumiatti per Matteus, Zuccon con il mancino, ancora di poco a lato, Arzignano che continua a rendersi pericoloso con le iniziative dei suoi esterni. Ha risposto subito a Ziberi, Zuccon. Ziberi ci ha provato e anche Zuccon non è stato da meno. Il suo tiro però ha quasi impensierito Sponga. Tanto è entrato Martin, proprio lui,
vuole provare a girarsi, Martin si gira, con l'invocazione per il Conegliano. Ziberi, Marzotto che ha fatto lo sponga di turno, è uscito a valanga proprio sull'attaccante del Conegliano, è riuscito a neutralizzare il tiro. Adesso Zuccon a dirigere il possesso palla dell'Arzignano. Iabre, Castrati, vuole puntare, Castrati, Zuccon, prova al destro, allora ancora in calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo per l'Arzignano, quando sono passati appena 5 minuti dall'inizio del primo tempo. Intanto mister Brusaferri decide per la mossa Carbuccio perché vede i suoi molti in difficoltà. Interviene Sponga in spaccata, evita che l'imbucata di Tomiatti potesse arrivare a Zuccon. Adesso ancora Tomiatti alla battuta. Cambio di rimessa, troppo tempo impiegato da Tomiatti per questa battuta. Sponga a lungo perfinato, si gira, Favaro, Ziberi, cerca ancora Finato, eseguire il passaggio, adesso Finato, Ziberi, Favaro, può liberare il destro, interviene Matteus. Si sono alzati i ritmi del motore in questi appena scollati i 5 minuti di gioco, le due formazioni hanno iniziato a spingere sull'acceleratore e la partita sta diventando sempre più bella. Riparte con potere con Matteus, uscito Iabre, Arzignano che se ha un limite nella sua rosa è proprio il fatto di girare pochi uomini, sono generalmente in 6 massimo 7 che girano della squadra. Ziberi va a puntare, sul fondo, fair play tra i due numeri 10. Ziberi che lamentava un colpo in faccia da parte di Zuccon, ma l'arbitro non ha avvisato tutto questo. Calcio d'angolo, il quarto in pochi minuti. Adesso va alla battuta Matteus, classe 1986, il numero 7. Matteus passa per Zuccon, viene Martin, Favaro, Finato, perché lancio lungo, interviene Tomiatti che prova il mancino, interviene Sponga. Errore di scelta proprio di Finato che non è riuscito a alzare questa palla. Intanto era rimasto solo, Tomiatti al centro, non seguito da Ziberi, per fortuna non è riuscito a trovarlo. Adesso ancora Zuccon, prova a destra al volo. Dietro. Carbuccio deve gestire un pallone pericoloso. Questa è una rimessa laterale. Carbuccio. Ziberi. Vuole puntare. Favaro. Cerca un'imbucata improbabile qua Favaro. Per cercare Carbuccio. Tante scelte sbagliate in questa fase di partita con gli uomini di mister Brusaferri che mostrano un po' il loro limite tecnico e soprattutto la mancanza di Imamovic che tiene i palloni quando il gioco si fa più duro. Sponga, bravo! Carbuccio. Martin, Areda, Carbuccio, Ziberi, ha un po' di spazio, può provare a puntare, cerca Favaro, adesso calcio d'angolo, dalla battuta Favaro. Trova Martin sul secondo palo che non riesce ad intervenire, a ribadire in rete.
Favaro, il numero 6, tutto da solo sul secondo palo. Grandissima idea, solo è mancata un po' il Tempismo. giusto collegamento tra i due, forse nemmeno l'attaccante aspettava quel passaggio di Favaro. Sale molto in pressing l'Arzignano. Ziberi, solo Ziberi! Ha salito molto alto il pressing dall'Arzignano. Il Favaro non ci ha pensato 2 volte a cercare Ziberi che era solo davanti al portiere. Una disattenzione clamorosa qua dell'Arzignano. Questa può essere una svolta della partita degli uomini di Mister Brusaferri, con questi lanci lunghi che possono cogliere preparata una difesa che si alza molto. Matteus De Cristoforo prova ancora Matteus De Cristoforo Gabriel spedisce alto adesso messa laterale va alla battuta Tomiatti. L'Arzignano che veramente sale in pressing molto alto questo inizio di gara. Favaro non conquista la rimessa laterale, va Tomiatti adesso alla battuta. Direttore di gara che va a battezzare pieno un po' in vena di polemiche. De Cristoforo. Partita in apnea per il Conegliano che prova a riuscire a cercare qualche via di fuga, ma non riesce. Troppo Arzignano finora. La giocata di De Cristoforo che aveva lasciato sul posto Ziberi, cross al centro, interviene Favaro di testa che per poco non la spediva nella sua propria porta. Adesso Matteus. Il mancino del numero 22 può essere potenzialmente un'arma per gli uomini di Luciano per fare male a questo Conegliano. Cicca qua, non si coordina benissimo il numero 5. Ancora alto in pressing l'Arzignano, uomo a uomo. E il pressing porta i propri frutti perché il Conegliano non riesce a reagire. E ci sono anche un po' di dissapori in campo, con una partita che si vede che Mister Brusaferri non l'aveva preparata evidentemente così. Tomiatti, Gabriel, Cristoforo, Tomiatti. È entrato il 2005, numero 19 Riva. Sta lì, dai Michele, dai! Gabriel. Ancora polemiche tra il Mister Brusaferri e il direttore di gara. Guardate la palla che andava in spogliatoio per rompe, è buonissimo! Pronto il difesa del gioco. Dai, arriva chi arriva! Cristoforo, Dai! Tomiatti. Si gira. Rimessa laterale. Adesso esce Carbucci, rientra Finato. Favaro. Finato. Spazio Finato. Viene Ziberi che legge la situazione. Arriva, bravo! Lungo, alla fine non aggancia. Ziberi, spazio Ziberi è Finato, Ziberi. Qualche confuso della gara. È stato egoista su Ziberi perché aveva proprio filato la sua sinistra e non l'ha voluto seguire per trovare il tiro. Ziberi. Vai Riva, Parte Riva insieme a Strati.
Cristoforo, Dai, Riva. Riva, Castrati, butta Favaro, va sul destro, scarica sugli Abre. E Cristoforo trova la punta, facile per Sponga. Adesso carica su Favaro, in difficoltà numero 8. Favaro nato a tutto gli Abre, niente difficile gli Abre, soprattutto si parla di lottare di fisico, ad occhio almeno 1,90 m per 80 kg, difficile gestirlo fisicamente. Anche per Finato la sfida sarà proprio questa. Proprio gli Abre, prova al destro, piccoli, spedisce direttamente in curva ospite. Visto Brusaferri che richiama i suoi in panchina proprio per questo, perché non vede quello che aveva preparato molto probabilmente, e intanto la panchina del Conegliano si lamenta con il direttore di gara per qualche dissidio in campo con i calciatori con i giocatori dell'Arzignano. Arzignano che ha una media di 3,5 gol in campionato e arriva da appunto le 5 vittorie e 7 risultati utili consecutivi nelle ultime 7 gare, con un pareggio e con 2 pareggi. Un pareggio. Deve approfittare del turno di sosta del Montello per riavvicinarsi al primo posto in classifica, pareggiando le partite giocate. È un Conegliano che non era mai successo che non trovasse un gol nei primi 20 minuti. Una squadra che ha segnato 44 gol in campionato, è un po' insolito che non riesca neanche a arrivare dalle parti di Marzotto e rendersi pericoloso. È la prima volta che siamo solo 0-0 dopo 10 minuti di gioco, non è la prima però che il Conegliano non riesce a fare gol, era successo 2 partite fa contro il Mestre. Partita non finita benissimo, perciò meglio non rievocare ricordi orribili in quella serata di Mestre, in realtà uggiosa direi. De Piccoli aggancia, ancora pressing forsennato, De Piccoli salto, De Cristoforo, Castrati, ora Castrati, punta Ziveri, Cristoforo prova il mancino. Tante soluzioni dalla distanza per questo Arzignano, che però finora è sempre stato respinto dal muro giallo-blu. L'entrato numero 10 con Gabre, Castrati, punta dei Piccoli, ma sempre sul destro Castrati, Riva, adesso Finato, per far salire la squadra. Va bene Riva, va bene! Ovviamente dopo parecchi minuti Conegliano si raffaccia, Favaro non trova nessuno al centro, Castrati si inserisce al centro, Maiate, finisce il stesso, Zuccon vuole accelerare la manovra adesso dall'Arzignano, continuare la sua spinta offensiva. Castrati, punta, interviene Favaro. Finora un solo vero e proprio intervento di Sponga, il resto niente di così pericoloso, è passato vicino al numero 22. Zuccon, Gabre, Castrati, Zuccon, Mago fischiato da dietro mentre ben ammonito mister, anzi dice Topan.
campo. Viene Fiorato. Ancora Castrati, ultimo, sempre solo sul destro Castrati. Zuccon trova proprio il numero 15, interviene Fiorato verso Matteus, Marzotto, Renato, Zeberi per l'attacco, fallo fischiato a favore del Conegliano, primo fallo contro l'Arzignano. Servono anche questi momenti per dare respiro un po' alla difesa che è in apnea da ormai quasi 13 minuti, non ha mai tirato il fiato se non per qualche secondo, e poi l'Arzignano è salito in cattedra. Siamo nei piedi del nostro numero 10, Ziberi. Ziberi prova la punta, piccoli, anticipa Castrati, su Favaro. Ora rimessa laterale, mentre si scalda nuovamente Carbucci. Martin. Ziberi. Che piccoli, Favaro. Ziberi. Ziberi. Buona! Castrati. Marzotto. Bloccata della gara, 0-0. Quando sono passati 13 minuti dall'inizio del primo tempo. Bonga, lato lungo per Finato. Deve andare sul destro Finato. Scarica su Favaro. Ziberi. Ancora Finato, non riusciamo ad arrivare alla conclusione. Ziberi, Favaro, Ziberi, Finato, un po' di spazio, i piccoli, ancora Finato. Tanta difficoltà proprio non tanto a arrivare al tiro quanto nell'azione precedente con Conegliano che gira palla ma non riesce a trovare il pertugio giusto. Adesso messa laterale da Ziberi, De Piccoli, Favaro chiede l'1-2 a Ziberi. Ora Ziberi. De Piccoli. Ha alzato il gomito su De Piccoli. Un Conegliano che in questa partita si sta un po', in questa fase della gara si sta difendendo con la palla, pur di non rischiare le ripartenze dell'Arzignano decide di tenere la palla anche senza rendersi pericoloso. Tanto esce proprio De Piccoli, colui che ha preso il colpo, interviene Martin. Polemico, numero 5 Tomiatti. Anche no, 5 minuti e 55 secondi alla fine del primo tempo. Ziberi. Finato che prova a bloccare al centro per Favaro. Dai, cazzo, Prova a partire contropiede l'Arzignano, ma subito coperto bene Conegliano. Castrati. Sale il presto di Martin. Butta via. Castrati si gira e parte. Castrati. Può coordinare il destro, ma rientra Tomiatti. Partita bloccata, poche occasioni, pochi tiri
ancora poche emozioni in una gara che almeno sulla carta poteva avere molto di più. Per il momento possiamo dire che stanno vincendo le due difese in questa partita. Dobbiamo fare un po' di retorica giornalistica. Vince la paura. Attenzione a Togliatti, Castrati. Ancora Castrati, trova la punta. Pallone sopra la traversa. Bellissima la giocata del numero 15 che ha provato a scavalcare Sponga con un pallonetto. E quando tutti si aspettavano il suo destro, questa volta è andato sul sinistro e ha creato una vera e propria occasione saltando il diretto avversario e andando alla conclusione. Zuberi, Bavaro, Zuberi, sbaglia l'aggancio di Zuberi, parte in contropiede Castrati, chiuso in mezzo a tre, buona punta, Zuberi Sponga. Dai che va, dai! Togliatti, Zuccon, va sul destro, Zuccon, palla Sponga. Seconda parata in ravvicinata di Sponga, prima su Castrati, adesso su Zuccon. Martin aggancia, Martin prova il destro, viene fuori, Guido del numero 6, quando mancano 4 minuti alla fine del primo tempo. Giro! Intanto fuori finanto dentro Carbucci in un insolito ruolo. Insolita questa combinazione, di solito è Martin che in situazioni di emergenza fa la bola. Sponga, lancio lungo per Carbucci che ha davanti uno un pochino più alto di lui. Difficile intervenire Togliatti, gli apre. Mateus, gli apre, interviene Carbucci, ma rientra pure capacità, numero 11. Davvero. Grazie per Carbucci che Va bene! non si riesce a coordinare. Prova a saltarlo, Ciro, Di nuovo possesso palla per Marzignano. Mateus, gli apre. Zuccon. De Cristoforo. Luca va per De Cristoforo. Ancora Sponga. Carbucci. Martin. Palla alla porta, deve girarsi. Si gambera. Un po' i limiti tecnici di questo Conegliano, di questa formazione. Quest'oggi, le altre volte forse anche con Imamovic al servizio è qualcosa un po' di diverso. Ricordiamoci che Gheno è in panchina, ma di fatti non so se verrà impiegato. vai! Zuccon, Sponga interviene. Non è pallavolo, vai cazzo! Attenzione Zuberi, mamma, riesce a fare uno stop orientato. Aveva saltato il portiere ma non è riuscito a spostarsi la palla sul destro per poi calciare. Basta, è saltato, dai! È saltato! Non ti ha toccato, dai! Mamma mia! Prova il destro, pallone legato, che si caccia una grande occasione, effettivamente
il primo grande tiro in porta per il Conegliano con Marzotto che devia pallone in un calcio d'angolo. Occhio dietro! Ziberi. Va bene. Forse qui sono mancati 15 cm a Carbuccio per riuscire a colpire la palla di testa. Time out chiamato da mister Luciano dell'Arzignano quando manca 1 minuto e 48 secondi alla fine del primo tempo regolamentare. È sfida anche nella classifica marcatori dove conduce Ziberi con 13 gol, seguito a ruota da Zuccon e poi Leandrigno che in queste ultime partite non è riuscito a pungere le porte avversarie ed è rimasto fermo a 11 reti e quest'oggi non riuscirà a migliorarsi perché la sua squadra è ferma al turno di riposo. Zuccon che nelle ultime 3 partite ha uno score invidiabile, 2 gol contro il Cosmeve, 3 gol contro il Valtagno, 3 gol contro i Vicinaris, anzi non 2 gol contro il Cosmeve, 2 gol contro il Marca Futsal Montebelluna. E intanto abbiamo visto Imamovic che è venuto a dare la carica ai compagni, ma manca un po' il suo fisico lì davanti. Sì. Adesso Zuccon. Messa laterale per l'Altignano. La battuta De Cristoforo. Tocca per Iabre. Vuole il destro. Messa laterale. Ancora in pressing alto. Altignano. Uomo contro uomo. Carbucci, Favaro. Alza per Ziberi. Carbucci sul secondo pallone. Tira una punta verso Ziberi. E voleva ricordare il passaggio sul secondo palo. Occasione da rimessa laterale per Conegliano. Ziberi. Piede parte Di Cristoforo cerca la zona di nessuno, manca 1 minuto e 2 secondi per il primo tempo, ancora 0-0. Mai visto così tante difficoltà il Conegliano, non riesce proprio a trovare dei passaggi semplici e piuttosto che perdere la palla la butta proprio via. Secondi, messa dal fondo Martignano, che rinuncia anche a provare a salire un po', aspetta basso Martignano, De Cristoforo si infila, Favaro, parte Favaro, va da solo Favaro, secondo ammonito per l'Arzignano dopo Zuccon anche Iabre. Direttore, ti stanno prendendo in giro! Peggio di tua moglie! Sveglia! Contestazione dei tifosi dell'Arzignano, lecito o no, strappa sempre una risata. Adesso punizione, fa la battuta Ziberi, in una partita così bloccata può essere un calcio da fermo, una situazione, un episodio a sbloccare la gara. Mancano 22 secondi. Dai, messi bene. Ziberi. Favaro, destro,
lo schema, il Conegliano si libera del tiro. Il piattone di Favaro però è uscito tanto distante dalla porta dell'Arzignano. Bucon, mancano 10 secondi, vuole cercare l'ultima azione, Arzignano. De Cristoforo, si apre. Basta. Bucon. Finisce il primo tempo, la partita tra Conegliano e Arzignano 0-0.
ripresa della partita tra Futsal Conegliano e Arzignano. Partita ancora bloccata sullo 0-0. Quindi parte, sa augurio di vedere qualche gol in questa partita. Ancora bloccata sullo 0-0, un 0-0 veramente macchinoso. Dei piccoli, le squadre che nessuna delle due è sembrata veramente molto fluida, capace di trovare il gol in questa gara. Attenzione, Finato! Interviene, poi dei piccoli, e del fallo. Parata di Marzotto, Ziberi, tunnel, Ziberi, ancora per Finato, interviene Marzotto. Marzotto versione super in questi primi 40 secondi di gara, 2 paratone, chiamato in causa più in questi 40 secondi che in tutto il primo tempo. Ziberi, a spazio, può dare Ziberi, Finato, ancora il volo. Due occasioni in questo minuto di gara, in tutto il primo tempo per il Conegliano. E tutte e tre sul piede di Finato, che la più nitida delle tre è stata sicuramente la prima, dove ha trovato un muro davanti a sé. Cazza per Castrati. Ziberi a spazio, Ziberi punta! Un Conegliano completamente diverso da quello che è diventato dagli spogliatoi, che è più vivace, più convinto nelle azioni d'attacco anche. Con brava per salire la squadra. Un minuto e mezzo che ci ha fatto divertire più di tutto il primo tempo. Vediamo se i ritmi saranno peschi per tutto il secondo tempo. Castrati. Gli apre. Castrati. Scende basso. Per Cristoforo. Ancora per Castrati. Questa è la rimessa laterale. Vediamo che soluzioni ha trovato Mister Brusaferri per il pressing impressionante. Dei piccoli, a spazio dei piccoli, ancora impegnato Marzotto, Cristoforo, l'antagonista assoluto di questo inizio di secondo tempo. Marzotto Si sta travestendo in sponga, possiamo dirlo, con parate eccezionali. Tutto un altro Conegliano comunque. Non è dire brutta coppia di sponda, perché anche il numero di maglia prova a toccarlo ma non è simile. Adesso riparte l'Arzignano, gli apre Zuccon, Buona Pesa, buona dai! basta Finato, palla alla porta, si gira, Finato, punta, cerca Ziberi, deve restituire di nuovo l'assist a Finato. Castrati. Arzignano che in questa occasione non ha sfruttato un 3 contro 2 molto evidente. I piccoli va spalla contro spalla con De Cristoforo. Ziberi cerca Finato, chiede il fallo. Cerca chiede il fallo Finato in questa occasione. Adesso parte il gioco, li apre Matteus, Zuccon, li apre Difesa! Va bene, ampio! Sta giocando molto di più centrale Castrati rispetto al primo tempo, dove si allargava per fare gioco
invece in questo secondo tempo fa la boa vera e propria per le azioni dei suoi. Matteus razza per Zuccon, Sponga, lancio lungo per Tiberi, preciso, preciso invece lo stop di Tiberi, una novità per il numero 10, Matteus, Castrati, ancora Matteus, Castrati, no, sei solo quel mondo. Zuccon, ancora in ombra il numero 10 in questa gara. Diable. Intanto il Conegliano alza proprio il pressing a tutto campo, come faceva l'Arzignano nel primo tempo. Mano fissato a favore di Castrati, occasione. Dato troppo forte in pressing Favaro. Intanto Geno continua a riscaldarsi, ma forse i minuti per lui saranno molto pochi. Punizione che due uomini in barriera, Sponga la battuta Matteus. Matteus pronto, parte con la botta. Il più facile degli interventi hanno tradito Sponga. Forse era un tiro molto forte che non è riuscito a trattenere il portiere numero 22, il primo errore stagionale. E Arzignano avanti. Forse questo gol è arrivato nel momento migliore di tutta la partita del Conegliano, sì, e intanto Sponga continua a disperarsi. Tiberi, tunnel, tocca per Martin, Carbucci, Favaro, Martin, vuole il destro, continua il pressing offensivo del Conegliano. Mancano ancora 15 minuti, manca tutto il secondo tempo. Martin cerca la punta al centro. E guadagna il calcio d'angolo. Carbuccio l'alza per Tiberi, palla lenta. Troppo lenta. Diable. Matteus. Falla girare, falla Con Diable. Ignazzi. Con Dopo il gol trovato è tutto un altro Arzignano che gioca anche in velocità e può creare molti pericoli al Conegliano. Martin si libera della marcatura degli Diable. Tiberi. Rifatti, Carbuccio. Martin, Favaro. A scorrere, ancora per Martin. Chiudere un fazzoletto. Ziberi. Ancora una volta prova a caricarsi l'attacco sulle spalle, ma non riesce a incidere quest'oggi. Carbuccio, Ziberi. Tocca in un fazzoletto del Conegliano. Allarga per Favaro. Carbuccio. Per Carbuccio, vuole bucare Tiberi, trova Favaro con un tunnel, Carbuccio, Favaro,
Corneliano che fa una fatica bestiale a trovare il tiro. Martin, solo rimessa laterale, manca il riferimento offensivo. Continuavamo a scambiare il pallone attorno all'area di rigore senza riuscire ad entrarci. Manca il pivot che infatti sta per entrare, numero 13, Capitan Finato. Finati. Gabre, Zucconi, Matteus, che bello, bravi! È un grande arzignano in questo secondo tempo, dopo i rischi arrivati proprio nella fase iniziale, adesso gioca molto bene. Con gli Abre hanno sfiorato per 2 volte il raddoppio. Nato, ascolta i giocatori. Pronto a rientrare anche dei piccoli. Vuole il destro, Dalla che sfiora il giocatore pari. Matteus Miatti secondi alla squadra, sembra veramente spenta. Siberi prova a tirare dritto lui. Siberi calcio di rigore conquistato l'affinato. Azione in solitaria di Ziberi, anche un po' di fortuna con il rimpallo, dopo è arrivato il Finato che anche di esperienza si è preso questo rigore. Sembra nettissimo qua il calcio di rigore con il Finato che ha anticipato il difensore avversario. È una sfida tra Ziberi e Marzotto, numero 10 contro il numero 2. Fisca, parte Ziberi, Marzotto, fa ipotizzare il numero 10. Ha pescato l'angolo giusto Marzotto che ha parato un rigore il più facile, forse Ziberi non ha tirato bene. Prova la punta. Questa è una partita bellissima, occasioni da una parte e dall'altra. Partita che si è accesa adesso con l'occasione da una parte e dall'altra, prima Zuccon e poi la punta di Finato, ancora decisivo Marzotto. Ziberi alza per Favaro. Che fa veramente una fatica bestiale in questa partita, giro palla. Forse poteva essere calcio di rigore, il punto di svolta di questa serata per il Corneliano, ma così non è stato.
Mancano 11 minuti e 30 secondi alla fine del secondo tempo. Abbiamo visto solo un gol in questo secondo tempo, ma alla fine il computo totale delle occasioni sono state molte di più rispetto al primo tempo, un po' sottotono giocato dalle due squadre. E questo è il 90% del gol di Cumiati, che difende palla, salta il portiere, la scarica dietro, e per Castrati è più facile dei gol. Sponga era fuori dai pali e 2-0, forse che per le occasioni create ci sta tutto per l'Arzignano. Subito il gol, il Corigliano. Si sono proprio alzati i ritmi del gioco, anche a causa di un pubblico molto focoso quest'oggi al Pala Stadio. Fabero si autolancia, dei piccoli. Mettendo più animo, il 2005 Liberi mette ancora più capire con Castrati rientra Favaro, lascia scorrere per Sponga. Adesso deve stare attento al Conegliano, perché le ripartenze dell'Arzignano possono essere letali e un 3-0 a 10 minuti dalla fine può essere una montagna molto alta da scalare. Martini, Liberi, Favaro, Spinato, Martino. Squadra oggi veramente affaticata. Favaro, perché è imbocata per Martin, che non taglia abbastanza velocemente. Intanto Iabre guida la difesa con l'Arzignano che prende anche un po' di fiato. Palla per Zuccon. Interviene Martin. Ancora. Numero 2 con Zuccon, questo gira. Castrati. Salta e tira. Ora Matteus. Ancora Matteus. Ovunque adesso l'Arzignano è salita in cattedra con gli uomini di Mister Brusaferri che non riescono a trovare il giusto pertugio, ma anche solamente riuscire a arginare l'Arzignano, che sembra giocare un uomo in più in questo momento. E proprio per questo motivo Mister Brusaferri richiama i suoi in panchina per cercare una soluzione. Che Mister Brusaferri non stia già pensando al quinto uomo in una gara che veramente sembra impossibile da sbloccare per il Conegliano.
diventa schiavo. Non rimarchiamo Sia 7,2. questo uomo che in situazioni come queste può essere sia una manna dal cielo che un'arma che ti può permettere veramente di fare 3 gol in pochi minuti, ma anche un'arma a doppio taglio che senza portiere il gol degli avversari dietro l'angolo. Intanto per Castrati quello appena segnato è il 7° gol e di cui 3 nelle ultime 3 partite, quindi è in un periodo di forma a dir poco perfetto. Primo e 7 però. Favaro. Gabriel. C'è di là, c'è di là! Adesso va per la doppietta. Lascia, lascia, Castrati. Dai Ciro! Dai Ciro, dai tutto. Gabriel. Castrati. Sponga. Mancano 8 minuti e 11 secondi. Ziberi che non è mai uscito dal campo in questi 22 minuti, è un po' la fatica si fa sentire per il classe 1993. Fa solo. Castrati. Si gira sul destro. Grandissima palla girata di Castrati che ha fatto piede perno sul sinistro, si è tirato sul destro tenendo alle spalle Favaro. Martin interviene Zuccon. Ora il Conegliano sta riuscendo a rendersi pericoloso solo tramite lanci lunghi, giro palla veramente sterile. Ziberi prova a puntare Ziberi. Martin. Mancano 7 minuti e 30 secondi alla fine del secondo tempo. Situazione di 2-0 per Arzignano. Favaro. Martin. Ziberi. Ora Ziberi. Favaro. Gabriel. Adesso gestisce l'Arzignano come giusto che sia, anche se vale il passaggio. Un po' di spazio Ziberi può puntare, ma sul destro. Attenzione, mette una pezza Gabriel. Marzotto migliore in campo in questa partita, ha parato di tutto quello che passava dalle sue parti. Favaro. Supera, finato! Mangia il gol, capitata sul mancino, la palla per ribaltare la gara per il Conegliano. È arrivato in spaccata finato col sinistro ma non è riuscito a trovare la deviazione giusta su ottimo assist di Favaro che si era liberato del diretto avversario e aveva crossato al centro. Zuccon, Gabriel, Matteus. Ciro sotto il palo! Va bene. Messa laterale in fascia offensiva per l'Arzignano. Ancora 6 minuti e 37 secondi alla fine della gara. Gabriel. Piano. Ora Gabriel. Scambia con Matteus. Scende Zuccon. Lanci lungo per Gabriel, perfetto. Alzati, Nomi! Torna! Favaro. Lascia! Sembra una montagna altissima da scalare quella per il Conegliano che non riesce proprio a trovare soluzioni, ma è dal primo minuto di questa gara che è in difficoltà
Unica nota positiva forse i primi 2-3 minuti del secondo tempo, dove ha creato quelle 3 occasioni, più rigore sbagliato da Ziberi. Buono Matteo! No, tutti su! E adesso l'Arzignano gioca sul veloce, proprio quando ci sono gli spazi, gli uomini di mister Luciano riescono a trovare anche molte occasioni. Fabaro se ne va con un elastico su De Cristoforo. Fabaro. Piano, piano. Ziberi. Carbucci si vuole girare, vuole il destro. Cerca Ziberi! Ziberi! 1-1! La partita è Conegliano con il numero 10 dopo il rigore sbagliato. È un'azione un po' sporca quella che ha portato il gol del Conegliano. Carbucci ha provato a girarsi, si è girato, ha trovato il tiro deviato, Ziberi era al posto giusto nel momento giusto e ha spinto la palla col destro per il suo 14° gol in campionato. Adesso saranno 5 minuti e 30 secondi da vivere a pieno. Ziberi, Ponga, cerca Fabaro, si gira Carbucci, De Piccoli, cerca il Mancino, questa è la rimessa laterale, invece no. Da notare come il crono continui a rosicchiare secondi dal tempo, non ferma mai, gratta sempre 2-3 secondi quando la palla esce, situazione abituale. Carbucci Messi male. prova a passare in mezzo a due, Ziberi, 1 contro 1, Ziberi se ne va. Carbucci è solo, Carbucci prova il tiro, para da terra Marzotto. Sempre lui, sempre Marzotto, ha salvato almeno 4-5 occasioni nitide per il Conegliano. Ci ha messo troppo a tirare Ayub Carbucci. Fabaro, Ziberi, ancora Ziberi, si è acceso il numero 10, prova il tiro. E intanto mister Luciano richiama i suoi dopo il gol subito. Un rigore che poteva valere adesso il 2-2 invece che quello di Ziberi che si è fatto ipnotizzare dal portiere. Fino ad ora proprio sta salvando i suoi con interventi. Una partita non giocata sicuramente bene dal Conegliano, ma che almeno in prestazioni meritava un gol in più. Sicuramente a livello di prestazione, a livello di spinta e solidità messa in campo, l'Arzignano ha mostrato tutte le sicurezza, però analizzando solamente le occasioni davanti al portiere sembra quasi che il Conegliano ne abbia avute almeno 2-3 in più nitide. Sì, ma da una parte Sponga forse ha commesso il primo errore della sua stagione regalando l'1-0, mentre dall'altra parte l'estremo difensore Marzotto non ha sbagliato fino ad ora nulla e anche sul gol non ha avuto colpe perché la deviazione ha portato palla sui piedi di Ziberi che da 2 passi. Parte il gioco con De Cristoforo. Matteus sale pressing del Conegliano adesso per la prima volta durante la partita. Matteus lancio lungo per De Cristoforo. Buona De Cristoforo. Matteus l'alza per il mancino di De Cristoforo. E ora della giornata per il mancino al volo, una posizione improbabile. Ottima diagonale del numero 22 che è partito da destra, si è spostato a sinistra e ha provato il suo sinistro. Ziberi, Carbucci, Ziberi, Fabaro, Ziberi, punta. Non va.
parte il numero 10 davanti al campo, cerca il destro, interviene Iabre, ancora palla incollata sui piedi del numero 10. Ziberi libera il destro, Tiro in precedenza di Ziberi che era stato deviato, aveva messo in difficoltà Marzotto che con i piedi però è riuscito a deviare la sfera. Ziberi, può andare Ziberi, non riesce a fare spazio, adesso è rimessa laterale. De Piccoli, Favero, trova Carbucce, è passato dietro a Iabre, che poi interviene, Favero, cerca dei Piccoli, De Cristoforo, Iabre, palla che finisce fuori, Primo vero momento di difficoltà per gli uomini di Luciano che non riescono a uscire dalla propria metà campo. Fuori. Finita fuori, mancano 2 minuti e 30 secondi, situazione 2-1 per l'Arzignano. Lancio lungo per Favero, palla che scavalca tutti e finisce in porta, sarà rimessa dal fondo. Giremos la para, giremos la compagna. Matteus. Torna Mami! Ancora Ziberi, pressing finale per il Conegliano, De Piccoli trova Ziberi che passa mezzo a 2, fallo fischiato ed è punizione ghiottissima per il Conegliano quando manca 1 minuto e 50 secondi. Dai, sistemate la barriera. Basta, Chissà se la giocherà con uno schema, con un tiro diretto il Conegliano. La posizione è veramente ghiotta. Sistema la barriera, Marzotto. Sul pallone si sono finato i Ziberi. Attenzione, Ziberi la tocca per Finato, palo. Chieda, torna indietro. Bravo. Ancora dietro, ancora dietro. Fallo! Zuccon che quest'oggi non ha trovato la rete ma ha trovato un salvataggio sulla linea che vale più di un gol. 1 minuto e 30 secondi alla fine della gara. Il Conegliano che ha sprecato un'altra grande occasione per pareggiare i conti. Matteus. Lancio lungo per Castrati. Intanto sotto subito un uomo per Conegliano quando mancava 1 minuto. Tocca dietro per De Piccoli, interviene Matteus.
Piccoli, Favero. Messo laterale. De Piccoli, Ziberi, ancora De Piccoli, chiuso. Punizione nel lato sinistro, manca esattamente un minuto alla fine del secondo tempo. Partita con grandi polemiche, Grande. entrambe le tifoserie arrabbiate con il corso di gara. Favero, Finato, con il pallone, Finato, Ziberi, Favero sul secondo palo, vuole liberare il destro, Favero. A fallo. Questa è la rimessa laterale, mancano 30 secondi. Favero, tocca per De Piccoli. Adesso Ziberi. Dai, pressaino, Sponga. De Piccoli. Finato. De Piccoli. Mancano 15 secondi. Dai, pressa. De Piccoli si lancia. De Piccoli, prova al destro. Para ancora Mazzotto. Mancano 6 secondi alla fine del secondo tempo. Ziberi alla battuta di una rimessa laterale che verrà usata praticamente come una punizione. Problemi per i castrati, dolore all'inguine. Tanto Imamovic a catechizzare Favero. Tiro sul secondo palo, improbabile. Mancano 5 secondi. Emiliano che non ci crede più. No, su. Calcio lungo di Mazzotto. Eccolo. Che sponga di testa. Guarda, 2-1. Il Corneliano. Difficile. Che sbanca. Si porta a casa 3 punti qui al Palastadio di Corneliano. Peccato. Tante occasioni da recriminare in casa Corneliano, 3 confinato, il rigore sbagliato da Ziberi, però alla fine a vincere l'Arzignano meritatamente.